Rieccoci cari telespettatori, come ogni settimana parliamo con il sindacato dei pensionati dello SPI-CGIL, questa volta sia a livello regionale per ricordarvi l'importanza di essere iscritti al sindacato, i benefici, i vantaggi, tutto quello che si può avere, che si può fare, quindi le grandi potenzialità che arrivano e anche le opportunità che ci possono essere. Poi entriamo nel territorio di Venezia, territorio metropolitano di Venezia, lente di ingrandimento su quello che viene fatto su questo territorio. Sono tantissime le iniziative pubbliche, aperte, che possono interessare moltissime persone. Con chi lo facciamo? Allora, la parte relativa al sindacato in generale, naturalmente con noi Rosanna Bettella della segreteria regionale, ben arrivata qui con noi, ben ritornata dopo un po' di tempo, in veste però di segretario insomma, dello SPI-CGIL metropolitano di Venezia, Daniele Tronco. Buongiorno. Ben ritornato, in forma più che mai, iperattivo perché il territorio lo richiede, avremo talmente tante iniziative, io ho dei papiri, non so neanche se avremo tempo di raccontarle tutte, però intanto incominciamo. Iscrizione allo SPI-CGIL, come se cominciasse l'iscrizione, no, dell'anno scolastico, e quindi perché no non farla al sindacato. Cos'è che vuol dire? Io direi innanzitutto di mettere la prima slide, quindi perché iscriversi allo SPI-CGIL, vediamolo insieme. Rosanna. Sì, perché iscriversi perché naturalmente noi pensiamo sempre che il sindacato serva quando si è in attività, quindi quando si è al lavoro. E ci sono problemi? Perché per il contratto, no? Per le questioni relative all'azienda, all'organizzazione dell'azienda, del lavoro, e quindi si pensa che quando si va in pensione del sindacato non sia più bisogno. E invece anche per quando si va in pensione il sindacato è assolutamente importante e lo è perché è quello che in qualche modo con il confronto continuo e mobilitazione anche, il confronto continuo con il governo e con le istituzioni cerca di salvaguardare il potere d'acquisto delle pensioni. Ed è presente in modo capillare su tutto il territorio. Qua vediamo la cartina della Regione Veneto, sì, e vediamo tutte le sedi, per cui tante persone che ci chiamano chiedendo sempre della sede di Mestre, no? In ogni provincia, questa è l'occasione ufficiale per dirlo, c'è una sede dello SPI, anche nei comuni più piccoli. Il sindacato pensionati della CGIL è molto ramificato, molto capillare su tutto il territorio veneto. Abbiamo praticamente l'organizzazione è su leghe, si chiamano leghe, le nostre propagini territoriali, diciamo, no? La nostra organizzazione territoriale, ne abbiamo ben 102 suddivise per tutte le province, quindi abbiamo a Belluno ne abbiamo 5, a Padova ne abbiamo 20, a Rovigo 12, a Treviso 22, Venezia 16, Verona 12 e Vicenza 15. Ogni lega ha un segretario generale di lega, ha un direttivo e si occupa delle problematiche di quel territorio e degli anziani di quel territorio. Inserisco un attimo una domanda a Daniele Tronco, che ha avuto un'esperienza come segreteria regionale sostanzialmente. Che differenza ha riscontrato nell'area metropolitana di Venezia, quindi qui mi inserisco quanto stava raccontando la segretaria, rispetto a una vision più regionale? Che problematiche sono emerse in quel territorio? Quindi per far capire anche il vostro intervento, l'importanza di essere sempre presenti. Sì, no, allora diciamo che passando da un'attività regionale a un'attività territoriale ovviamente c'è la concretezza dei bisogni del territorio, cioè quando si va a gestire un territorio, d'altronde la Rosanna che è qui con me oggi ha fatto per tanti anni la segretaria di un territorio importante come quello di Padova, lo sa benissimo, la concretezza dei bisogni che emergono dal territorio. Noi recentemente abbiamo istituito un osservatorio sui bisogni sociali e stiamo da luglio monitorando, fra virgolette, scientificamente cosa ci chiedono le persone quando entrano nelle nostre sedi. Abbiamo avviato questa attività di osservatorio, abbiamo già raccolto quasi 7.000 schede di persone. Sono tante, abbastanza. Tenga presente che 7.000 schede
sono una parte, diciamo, sono un terzo, anche forse sono ancora di più, insomma, delle persone che in realtà sono entrate nelle nostre sedi. 7.000 sono quelli che abbiamo certificato e abbiamo classificato, dallo SPID, dalla richiesta dell'identità digitale al controllo delle pensioni. Adesso ci chiedono l'ISEE, perché è la fase dove gli enti preposti chiedono la documentazione dell'ISEE per poter accedere a benefici di varia natura. Le prestazioni sanitarie, per esempio, noi forniamo consulenza, indirizziamo le persone perché la società è molto complicata adesso. Quindi sono tutte cose molto concrete, che rispondono a quelli che sono i bisogni poi dei cittadini. I bisogni della gente sul territorio seguono molto, diciamo, l'evoluzione della società, e questa è una società che si sta digitalizzando, e abbiamo un problema di alfabetizzazione digitale delle persone. A dire il vero ce l'abbiamo anche dei nostri referenti. SPID di Venezia ha quasi 100 collaboratori sul territorio, e anche loro devono adeguarsi a questa esigenza che abbiamo. Insomma, oggi per interloquire con i patronati, c'è bisogno dello SPID, della carta d'identità digitale, però e questa è una delle questioni, insomma, che io ho trovato poi che bisogna organizzare sul territorio. Tenete presente che non è che Venezia c'era che prima che arrivassi io, cioè c'è una struttura molto ramificata sul territorio. E quindi riesce. Questa è l'occasione anche per dire, dopo torneremo sull'argomento, per il famoso SPID, questo benedetto SPID, potete rivolgervi al sindacato sostanzialmente, magari telefonando prima, così impazziscono le sedi, però di fatto è questo che viene fatto. Ce lo diceva anche Federconsumatori, insomma, che si occupano di questo perché c'è un grande bisogno, per qualsiasi cosa purtroppo bisogna, nolenti o dolenti, bisogna averlo, e per gli anziani è estremamente impegnativo e difficoltoso. Rosanna Bettella, torniamo a lei, stava dicendo difesa delle pensioni, del valore delle condizioni di vita, contrattazione, tutela degli iscritti e poi soluzione di problemi di vario genere. Queste sono le problematiche che affrontiamo a livello nazionale e quindi anche a livello regionale e territoriale. Poi voi contate dell'ausilio di, vediamo anche la slide successiva, perché iscriversi allo SPID, perché ci sono i patronati, no? Tra le altre cose che dipendono da certo, nel senso che dentro al sindacato, alla CGIL, c'è tutto il sistema servizi che in qualche modo dà una mano e aiuta le persone. C'è l'INCA, il patronato INCA, che serve per chi deve andare in pensione, si va a fare la domanda al patronato INCA. Se si vuole fare, se invece si vuole essere aiutati per fare il 730, quindi la dichiarazione dei redditi, si va al CAF. Se invece si è consumatori, abbiamo dubbi sulle bollette o su altre questioni, c'è la Federconsumatori, che è un'associazione sempre legata a noi. E se invece vogliamo mantenerci attivi e vogliamo fare del volontariato, adesso che siamo liberi dal lavoro, no? Dopo un periodo di fatica eccetera, abbiamo l'AUSER, l'associazione appunto di volontariato. Vediamo la slide successiva insomma, possiamo veramente occuparci di tempo libero, di attività culturali, di università della terza età anche, no? Certo. E naturalmente molte iniziative, molte attività con Federconsumatori, con AUSER, e anche le facciamo insieme, anche di tipo culturale, insomma le offriamo varie iniziative ai nostri iscritti ma anche ai non iscritti. Poi abbiamo il SUNIA, che è un'altra associazione importante che cura tutta la parte dell'abitare, no? Degli affitti, dei contratti d'affitto, delle case ATER, e quindi anche questa è un'altra associazione importante che vicina, insomma, alle persone che noi rappresentiamo, e sappiamo che le anziane e gli anziani sono quelli più in difficoltà.
Come mai una provincia come Treviso, più piccola di Padova e Verona, con meno passato di lavoratori dipendenti, ha più sportelli delle altre province? Abbiamo dei telespettatori che sono attentissimi. Sì, perché diciamo, grosso modo Treviso e Padova si somigliano perché hanno tanti comuni, perché laddove ci sono molti più comuni, per esempio invece nel territorio di Venezia i comuni sono più grossi, no, più grandi, e quindi abbiamo meno sportelli. Ma se penso, conosco di più Padova, che ci sono 102 comuni, ma anche Treviso insomma ne ha parecchi. Se vogliamo essere capillari, se vogliamo essere presenti vicini alle persone che rappresentiamo, dobbiamo avere delle sedi. Allora, la CGIL ha sedi che noi chiamiamo mandamentali, che raggruppano più comuni, ma noi come sindacato dei pensionati abbiamo anche dei semplici recapiti. Non è importante perché se l'anziano non può muoversi, infatti. Dentro alle sedi comunali, addirittura in alcune realtà le abbiamo anche dentro a dei bar. Ah sì? Sì, magari una volta alla settimana, no? Per poter essere vicini alle persone che rappresentiamo. Ecco, un'altra cosa, attività di solidarietà, dialogo e sostegno, quindi anche aiuto alle persone che si sentono sole, questo è bene ricordarlo. Buongiorno, leggo il titolo della trasmissione e vi dico che, stando ai fatti di oggi, il sindacato era più forte nel passato e i lavoratori stavano meglio, pensioni più dignitose, qualità della vita migliore, belle aziende, ora solo consumismo e capitalismo. Sì, questa è una, come dire, è come la persona che ci ha scritto, insomma, si vive questa situazione che è davvero complicata e che quindi anche fa sì che tutto sembra peggiore, no? Tutto sembra che il passato è solo bello e quello che viviamo, che abbiamo davanti è solo brutto. Certo, ci sono molte cose che bisogna affrontare, che bisogna risolvere, molti problemi senz'altro. Dopo magari faccio rispondere anche a questa domanda anche a Daniele Tronco, andiamo subito in pubblicità qualche secondo, poi torniamo insieme.